Dalla sede della Protezione Civile del Veneto di Marghera, al termine della conferenza stampa dell'assessore Emanuela Lanzarin e del presidente Luca Zaia. Sono 36.000 i richiami di persone vaccinate under 60 con la prima dose con AstraZeneca, per le quali ora bisogna usare Pfizer o Moderna secondo le indicazioni della circolare ministeriale che appunto limita l'utilizzo di AstraZeneca solo agli over 60. Questo può creare qualche criticità al piano vaccinale del Veneto, ma non è in programma alcun rinvio delle prenotazioni che già sono state definite. Ancora decessi zero in Veneto, un dato che non si registrava dal 20 agosto del 2020. Noi dobbiamo far fronte anche a questo nuovo problema, però noi non ci scoraggiamo, siamo pronti ad andare avanti, stiamo vaccinando bene. Diciamo che il rigore che abbiamo tenuto nel scendere con classi di età, vi ricordate quanto ossessionati siamo stati, no? Gli over 80, i 70, i 60, i 50, i 40, senza saperlo ci ha salvato da un guaio che poteva essere molto più grande, perché se noi avessimo fatto, magari come qualche altra regione, saltando dai 70, poi aprivamo i 40 e visto che c'eravamo utilizzavamo un po' di AstraZeneca per avere il magazzino evaso, eccetera. Oggi noi avremmo dei richiami in seconda dose molto più importanti di 36.000 dosi. E in previsione della terza dose, Zaia ripete che i centri vaccinali rimarranno aperti, non chiuderanno mai e che i tamponi e i sequenziamenti del virus sono attività che non arretrano. Tanto è vero che noi siamo a motori accesi e non pensiamo minimamente di chiudere la macchina vaccinale, cioè, o meglio che non ci sia una campagna vaccinale autunnale, che ovviamente sarà implementata, come dice il commissario, con dei medici di base, dalle farmacie, tutto quello che è, però ci sarà. La terza dose arriverà sicuro, la vedo così, poi magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi.